accogliamo con tristezza la notizia della mancanza, perdita del maestro, che sicuramente lascerà un grande buco non solo a livello italiano ma mondiale, sia nel mondo della musica che nel mondo del cinema. Anche Marostica si ferma per un attimo alla notizia della morte del maestro Ennio Morricone, che si è spento alle prime ore di questo lunedì 6 luglio. Il grande musicista e compositore romano, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, da Per un pugno di dollari a Mission, a C'era una volta in America, da Nuovo Cinema Paradiso a Malena, la leggenda del pianista sull'oceano, solo per citarne alcuni, a novembre avrebbe compiuto 92 anni. Si è spento in ospedale, dove era ricoverato a seguito di una brutta caduta che aveva provocato la frattura del femore. Con la nostra regione, i suoi grandi teatri, Morricone aveva un legame speciale. Al maestro, 2 volte premio Oscar nel 2007 e nel 2016, Leone d'Oro alla carriera alla 52esima mostra del cinema di Venezia, Marostica aveva voluto dedicare una serata proprio per dare alla città un segno di rinascita dopo il lockdown causato dall'emergenza Covid. Aveva scelto lui per la grandezza, la forza, la potenza della sua musica. Ora, per la città degli scacchi, questa serata all'insegna delle partiture, delle note del maestro Morricone avrà un significato ancora più intenso. Come città avevamo deciso di fare l'omaggio a Ennio Morricone per sostenere un po' tutte le persone che si sono date da fare durante il periodo del Covid e poi per dare comunque un proseguo ai grandi eventi della nostra città, in formato un po' ridotto ma comunque sempre grandi eventi.